Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. C'è un indagato per l'omicidio di Noemi, la giovane trovata impiccata a riposto. L'uomo sposato e con 2 figli a Sicilia 24 dichiara: non ho chiamato subito il 112 perché sotto shock. Per la famiglia della vittima è lui l'assassino. Orrore al cimitero di Marsala, trovate ossa umane all'interno di un bidone della spazzatura, aperta un'inchiesta. Caldo e afa non mollano la presa, temperature sopra la media stagionale in tutte le città della Sicilia, è l'estate più calda da oltre mezzo secolo. A Palermo è corsa ai vaccini contro la difterite dopo la morte di Anna Rosa, oltre 9.000 vaccinazioni in 10 giorni, quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A Messina, primo sopralluogo dei periti della Procura per il crollo di Pistunina. Nei laboratori dei Carabinieri del RIS iniziati gli esami sui reperti ossei recuperati tra le macerie. Si indaga sui lavori di ristrutturazione. Trapani, da 5 mesi dai rubinetti esce acqua sporca, oscura ancora la causa dell'inquinamento. Il ciclone Giovanotti è arrivato a Palermo in bici, si esibirà in concerto all'ippodromo. Per il grande afflusso di fan, intensificate le corse dei treni e messo a punto un piano straordinario di viabilità. Calcio, Catania da oggi in Puglia per la sfida di sabato contro il Monopoli. Ultimi giorni di mercato decisivi tra uscite, rinnovi e possibili nuovi innesti. Bentrovati, c'è un indagato per la morte di Noemi, la ragazza di 34 anni trovata impiccata a riposto e con il suo appartamento dato alle fiamme. Ai nostri microfoni l'uomo che per prima ha notato la donna e dice: non ho chiamato subito il 112 perché ero sotto shock, ma per la famiglia della ragazza è proprio lui l'assassino. Sentiamo Desiree Ferlito. Io quella sera lei era venuta a casa mia e io gli ho detto di non venire perché ogni volta che venivo mi creava dei disagi a casa e non poteva stare, mi creava problemi la sua presenza. A parlare l'uomo che frequentava Noemi, sposato e con figli. È la sua ricostruzione adesso a finire sotto la lente degli investigatori. L'uomo, il primo a trovare il corpo senza vita della giovane, non avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi. Lei non ha pensato che potesse essere ancora viva? Tra la conversazione che c'è stata un giorno prima, fra il colore dei suoi piedi, le sue cose, ho capito che già non c'era niente per salvare Noemi, non c'era poco da fare. Oggi l'unico indagato di questa vicenda rompe il silenzio, racconta che Noemi gli avrebbe manifestato intenzioni suicide già nella notte precedente. Che parole ha usato esattamente, se lo ricorda? La parola che mi ha detto la corda l'ho trovata e mi ha chiuso, l'ha richiamato io indietro, gli ho detto ma finisce di dire queste cose e mi ha chiuso la chiamata. Ora fammi chiudere subito che devo guardare su YouTube come si fa il noto. Una ricostruzione sulla quale gli investigatori cercano adesso riscontri oggettivi. Il cellulare dell'uomo è stato consegnato ai carabinieri. Ma Noemi era invaghita di lei, le posso chiedere questo? Nell'ultimo messaggio mi ha scritto che mi amava. Ma a rendere ancora più fitto il mistero c'è quella casa di via Circunvalazione. Gli investigatori dovranno ricostruire esattamente chi è entrato e chi è uscito da questo edificio quella notte e soprattutto capire quando è divampato l'incendio rispetto alla morte di Noemi. Intanto nell'abitazione sono state trovate tracce di solvente che potrebbero confermare l'origine dolosa. Come l'incendio, che spiegazione si è dato? Questa è una delle spiegazioni che io non so darmi. A me, a parte le immagini delle telecamere, allora la conversazione fra noi e l'autopsia mi scagionerà da tutto. Intanto l'autopsia apre un altro fronte. La famiglia non ha mai creduto al suicidio dopo la perizia del proprio medico legale che escluderebbe la morte per impiccagione. I funerali sono fissati alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, l'ultimo saluto a una giovane madre di 3 figli. Orrore al cimitero di Marsala, la segnalazione di un cittadino al sindaco Patti fa aprire un'indagine alla procura sul rinvenimento all'interno di un bidone della spazzatura di ossa umane, aperta anche un'indagine interna dall'amministrazione comunale. Laura Spanò.
Una vicenda che ha dell'incredibile, quella di cui è stato testimone un cittadino recatosi al cimitero di Marsala per portare dei fiori ai propri cari. Gettati senza rispetto sul fondo di un bidone della spazzatura ha trovato resti umani, un teschio, ossa e altri frammenti. Un gesto di inciviltà unico. Il cittadino, dopo aver fotografato lo scempio, ha subito denunciato la vicenda. Il sindaco Andreana Patti, ricevuta la segnalazione, ha presentato denuncia alla procura che ha aperto un fascicolo e sul posto ha inviato i carabinieri che però non hanno trovato nulla, qualche manina aveva già tolto il bidone. Ora bisogna capire se possa essere collegato alle operazioni di estumulazione in corso al cimitero di Marsala. In ogni caso si tratta di un fatto gravissimo, ci sono indagini in corso. Alcune persone sono state convocate dalle forze dell'ordine come persone informate sui fatti. L'immagine potrebbe configurare l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 410 del Codice Penale relativo al vilipendio di cadavere o di resti mortali. Spetterà agli organi competenti accertare eventuali responsabilità. Aperta intanto anche un'indagine interna da parte dell'amministrazione comunale. La Sicilia si prepara a vivere un altro fine settimana rovente, la quinta ondata di calore dell'estate. Oggi a mezzogiorno il termometro ha già raggiunto i 42 gradi a Custonaci. A Palermo è un'estate da record con temperature medie mai così alte negli ultimi 62 anni. Un caldo che mette a dura prova anziani e persone fragili e trasforma l'assistenza in un'emergenza quotidiana. E mentre l'aria continua a bruciare, anche il mare sfiora i 30 gradi. Veronica Barbarino. Quasi 3 mesi senza tregua. Il caldo intenso non lascia la Sicilia e la nuova ondata africana, con un'elevata concentrazione di pulviscolo atmosferico di origine sahariana, porta l'isola verso un altro fine settimana di temperature estreme. È la quinta ondata di calore dell'estate che vedrà il picco tra le giornate di venerdì e sabato e oggi incorona Custonaci come città più calda con 42,1 gradi a mezzogiorno. È un'estate eccezionale, soprattutto a Palermo, dove dal 1 giugno la temperatura media tra notte e giorno è stata di quasi 28 gradi, il valore più alto degli ultimi 62 anni, con nottate definite super tropicali. La città quest'estate è stata a bollino rosso per 28 giornate, il doppio rispetto all'anno scorso. Nell'isola lo scenario di questi giorni è lo stesso ovunque, città che si svuotano a mezzogiorno, acqua sempre in mano, la ricerca di un angolo d'ombra. Anziani e persone fragili escono solo nelle ore più fresche, mentre per chi vive in strada il caldo diventa un'emergenza. I comuni quindi rispondono con assistenza, punti di accoglienza e spazi climatizzati per offrire riparo e aiuto alle persone più vulnerabili. E mentre l'aria continua a bruciare, resta altissima anche la temperatura del mare. Si registrano valori fuori dalla media di stagione vicino ai 30 gradi. Un'estate eccezionale che almeno per ora non sembra ancora pronta a finire. Le vaccinazioni a Palermo sono in aumento del 40% rispetto all'anno scorso. Gli ultimi 10 giorni oltre 9.000 i vaccini effettuati. La morte della piccola Anna Rosa riaccende i riflettori sul tema della prevenzione e i centri vaccinali continuano ad essere presi d'assalto. Marco Gullà. Oltre 9.000 vaccinazioni dal 17 agosto ad oggi rispetto all'anno scorso dello stesso periodo, il 43% in più. L'ASP di Palermo comunica i dati dell'aumento delle vaccinazioni dopo la morte per difterite della piccola Anna Rosa Bartolotta. E passano i giorni e continua la ressa nei centri vaccinali, prenotazioni online solo da novembre, lunghe file per tante famiglie che vogliono vaccinare i propri figli. Le vaccinazioni sono inevitabilmente in aumento, ma non solo a Palermo, ovviamente in tutta la regione, credo anche fuori dalla regione, dei dati che ci arrivano anche da altre realtà. Siamo oltre il 40% in più e abbiamo avuto picchi importanti. Nella sola giornata di ieri abbiamo avuto 2.000 vaccinazioni complessive nella città di Palermo, quindi c'è un dato che è significativo per la presa di coscienza intanto della popolazione. Certo, è brutto dirlo oggi perché il decesso di una persona, di una bambina in particolare, è sempre una cosa triste. Domani si insedierà ufficialmente alla task force della regione. Le famiglie dei bambini non vaccinati saranno contattate direttamente dalle ASP e se continueranno a non mettersi in regola potranno essere segnalate all'autorità giudiziaria. Non più soltanto open day e accessi facilitati, ora saranno le aziende sanitarie a cercare chi manca all'appello.
Il crollo di Pistunina, oggi il primo sopralluogo dei periti della Procura nei laboratori dei Carabinieri del RIS di Messina. Partono gli esami sui reperti ossei recuperati tra le macerie. Si cerca di capire se appartengano ai due dispersi. Intanto si indaga sui lavori di ristrutturazione e sull'eventuale manomissione di alcuni pilastri portanti. Ilaria Mangano. A quasi un mese dal crollo di Pistunina nella zona sud di Messina, l'inchiesta entra nella fase degli accertamenti tecnici destinati a chiarire le cause della tragedia. Oggi il primo sopralluogo dei 3 periti nominati dalla Procura di Messina, che dovranno verificare la stabilità dell'edificio e soprattutto capire se i lavori di ristrutturazione in corso abbiano avuto un ruolo nel cedimento. L'ipotesi investigativa è che almeno 2 pilastri portanti possano essere stati manomessi, un'ipotesi che dovrà essere verificata attraverso l'analisi della struttura e dei materiali. Gli accertamenti dovranno chiarire anche le modalità con cui venivano eseguiti i lavori al piano terra, un cantiere che, secondo quanto ricostruito finora, non sarebbe stato comunicato agli enti competenti. Ma c'è anche un altro fronte particolarmente delicato. Nei laboratori dei Carabinieri del RIS sono iniziati gli accertamenti biologici su 4 reperti recuperati dopo il crollo. 3 sono stati trovati direttamente sotto le macerie, il quarto nel parcheggio dello stadio San Filippo, dove sono stati trasferiti i detriti. Dai reperti verrà estratto il DNA. Il confronto con quello dei familiari servirà a stabilire se i frammenti appartengono ai 2 dispersi Santino Magazzù e al cingalese Lairu, ma gli investigatori non escludono che possano appartenere ad altre persone presenti nell'edificio al momento del crollo. Ed è proprio per questo che proseguono le verifiche sulla presenza di eventuali lavoratori irregolari nel cantiere. Sono 3 intanto gli indagati, gli imprenditori Pasquale D'Alia, Alessandro Panarello e l'ingegnere Pietro Leone. Per loro le accuse sono di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche. E il 4 settembre è previsto un altro passaggio dell'inchiesta, l'esame dei telefoni sequestrati ai 3 indagati. Messaggi e comunicazione potrebbero fornire ulteriori elementi per ricostruire che cosa è accaduto prima e dopo il crollo costato la vita a 6 persone. Ancora disordini nelle carceri siciliane. Una rissa si è verificata all'interno della casa circondariale di Siracusa. Un gruppo di detenuti di nazionalità italiana e altri di origine extracomunitaria si sono affrontati brutalmente con calci e pugni, scatenando il caos. Al momento dello scontro erano presenti nel reparto solo 2 agenti della polizia penitenziaria che hanno lanciato l'allarme permettendo l'arrivo di altro personale. Non si placa la protesta dei cittadini di molte zone dei Trapani che da 5 mesi devono fare i conti con l'acqua inquinata e con le spese legate all'approvvigionamento attraverso autobotti private. Prosegue la raccolta di firme per una diffida nei confronti del Comune. A 5 mesi dalla prima ordinanza ancora oscura la causa dell'inquinamento. Laura Spanò. Non si ferma la protesta di centinaia di trapanesi alle prese da mesi con l'inquinamento dell'acqua che interessa diverse zone della città. Da alcuni giorni è iniziata una raccolta di firme che sarà presentata al Comune di Trapani, che da quel momento avrà a disposizione 7 giorni di tempo per rispondere ai cittadini indignati. A promuovere la raccolta di firme il comitato spontaneo L'acqua è un diritto di tutti. La vicenda si protrae dallo scorso 12 marzo, quando il Comune di Trapani ha disposto un primo divieto di utilizzo dell'acqua. Poi, il 24 luglio, la nuova ordinanza è arrivata dopo ulteriori episodi di contaminazione. Il problema riguarda più aree della città, anche distanti tra loro. È proprio questa distribuzione a rendere ancora difficile risalire a una causa unica. I firmatari chiedono nuovi campionamenti alle utenze interessate, sapere l'origine dell'inquinamento e l'estensione del fenomeno. Un capitolo distinto della diffida riguarda l'approvvigionamento alternativo che, secondo i promotori della raccolta firme, le autobotti comunali non riuscirebbero a rispondere alle necessità dei cittadini con tempi di attesa, dicono, che in alcuni casi arrivano a 10 giorni. Dopo 5 mesi ora si parla finalmente di incrementare il numero di autobotti per distribuire acqua, che nel frattempo i cittadini però hanno acquistato quasi tutta a proprie spese. A Palermo è interrotta l'attività di una famiglia di spacciatori. Oltre un etto di cocaina, crack e hashish sono stati trovati dai carabinieri in una casa nel quartiere Pallavicino. A finire in manette con l'accusa di spaccio di droga marito e moglie con precedenti, mentre il figlio 18enne incensurato è stato denunciato.
Indagini in corso allo Zen di Palermo dopo la sparatoria di ieri. Secondo gli investigatori della squadra mobile, prima dei colpi d'arma da fuoco potrebbe esserci stata una rissa con un ferito nell'ambito di uno scontro tra gruppi rivali. Maglio Viola. Una rissa oppure uno scontro per il controllo del territorio di spaccio o ancora una vendetta personale o familiare fra gruppi criminali diversi. La squadra mobile di Palermo indaga sulla sparatoria di ieri allo Zen 2 nella ormai tristemente nota via Rochi Marciano. 2 colpi sono stati esplosi all'indirizzo di casa di un uomo ai domiciliari, Pietro Rappa. Uno dei 2 proiettili ha scalfito la porta dell'abitazione. Ma prima o dopo quella che dovrebbe essere una intimidazione in zona è successo altro. Ne sono convinti gli investigatori della squadra mobile, che ritengono di aver collegato questo fatto a un altro episodio. Poco dopo la sparatoria un altro giovane si è presentato al pronto soccorso con una ferita da taglio. Abita in via Costante Girardengo, poco distante dal luogo della sparatoria, ed ha raccontato di essersi ferito cadendo su dei cocci di vetro rotti. Una versione che non convince. Secondo gli inquirenti sarebbe rimasto ferito invece da un fendente nella stessa vicenda. Nel pianerottolo tracce di sangue ripulite con uno straccio e addosso al padre di Rappa, anche lui abitante poco distante, tracce di sangue sui pantaloni. Tutti hanno una spiegazione, ma gli inquirenti non se ne convincono. Il quadrilatero di strada è lo stesso dove a Ferragosto è stato ucciso un uomo che aveva sorpreso ladri in garage, e il quartiere è da un anno teatro di una faida per il gioco d'azzardo e per la droga, che ha portato anche a intimidazioni a colpi d'arma da fuoco anche contro la Chiesa. Un territorio difficile dove gli stessi inquirenti si muovono con circospezione. A Palermo auto di lusso dal valore di oltre 150.000 euro con telai contraffatti e documenti clonati sono state sequestrate alla Polizia Marittima mentre erano in procinto di lasciare il territorio nazionale e sbarcare in Tunisia per alimentare il mercato nero. Denunciati per riciclaggio, falso e contraffazione 2 cittadini libici. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa sponsorizza la ricandidatura di Renato Schifani nel 2027. Rispondendo ai giornalisti a Etna Forum ha espresso la sua opinione, precisando però che spetterà ai partiti la scelta finale. Sentiamo. Schifani sì o Schifani no? La campagna elettorale è aperta, non quella che porterà al voto previsto nell'autunno del 2027, fra poco più di un anno, ma quella interna ai partiti della coalizione per scegliere il candidato governatore siciliano del centrodestra, che è ormai in corso da mesi. A rilanciare il tema ieri a Etna Forum è stato suo malgrado il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Incalzato dai giornalisti, La Russa non si è sottratto alla fine dall'esprimere un giudizio che guarda alla ricandidatura di Schifani come fatto naturale. Schifani, quello che vi posso dire io, che è un ottimo presidente della regione e che la regola è che un buon presidente della regione sia il candidato la volta successiva. Naturalmente questo non dipende da me né solo dal presidente, dipende dai partiti, dalle forze politiche che lo sostengono, ma io se devo esprimere un giudizio dico che è un buon presidente della regione e che nella normalità un buon presidente della regione, se decide di riproporre la sua candidatura, normalmente è ricandidato. Era stato proprio Ignazio La Russa nel 2022 a mettere sul tavolo il nome di Schifani quando la situazione sembrava essere in impasse, a fronte del no opposto dall'allora coordinatore di Forza Italia alla ricandidatura di Nello Musumeci. Ma ora la parola di La Russa non basta più. Dentro Fratelli d'Italia proprio il ministro Nello Musumeci dice che la regola della ricandidatura non esiste più, è stata abrogata proprio quando gli fu chiesto di fare un passo di lato nel 2022. Insomma, Musumeci vuole ora togliersi il sassolino dalla scarpa o forse il macigno. Lo stop alla regola della ricandidatura, insiste, è stata riconfermata dai fatti del Molise dove governava Forza Italia e della Sardegna dove governava la Lega. Breve pausa, a tra poco. Storico patteggiamento negli Stati Uniti di Meta, società di Mark Zuckerberg, accusata di aver realizzato Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. L'intesa prevede il pagamento di una multa e dei limiti all'accesso dei social per i minorenni. Angelo Gagliano. Account dei minori tra i 13 e i 17 anni bloccati da mezzanotte alle 6 del mattino e notifiche disattivate dalle 22 alle 7 e di giorno anche durante l'orario scolastico. Sono alcune delle modifiche che Meta dovrà apportare ai propri social, Facebook e Instagram, dopo l'accordo nel processo per dipendenza da social celebrato negli Stati Uniti. Per la prima volta un tribunale ha riconosciuto la loro pericolosità sui minori. È indicativo infatti
Infatti il fatto che all'interno del patteggiamento vengano riconosciute da parte di Zuckerberg alcuni cambiamenti che la piattaforma riceverà, per esempio il controllo dei like, l'educazione ai mezzi di comunicazione digitali soprattutto, che può aiutare i minori ma anche noi adulti a stare online. Accordo storico, abbiamo detto, che potrebbe aprire la strada ad una rivoluzione nel mondo dei social. Ovviamente anche qui da noi possano essere replicati processi di questo tipo anche che vengano dal basso, soltanto nella misura in cui vi è una maggiore consapevolezza dell'uso dei mezzi di comunicazione digitali. In base all'accordo, l'azienda di Zuckerberg verserà all'inizio circa 12 miliardi di dollari, che potrebbero arrivare fino a 17, qualora anche le società rivali Snap, TikTok, YouTube dovessero accettare a loro volta sanzioni pecuniarie e acconsentire di apporre modifiche ai loro prodotti. Giovanotti è arrivato in sella alla sua bici a Palermo. Sabato e domenica 2 giorni di musica all'ippodromo. Favorita chiusa al traffico per 2 giorni e treni straordinari. Marco Gullà. Questa notte fantastica, in questa edizione. Giovanotti da ieri è a Palermo, dove sabato e domenica sarà protagonista del Giova Summer Party all'ippodromo. Il cantautore, come di consueto durante la tournée, ha raggiunto il capoluogo siciliano in bicicletta nell'ambito del suo Giova Giro, il viaggio su 2 ruote che accompagna le tappe del tour. È una cosa fantastica, io mi fermerei ovunque. Siamo tornando, siamo arrivati. In vista dell'afflusso di migliaia di spettatori, il comune di Palermo ha disposto un piano straordinario per la viabilità, con chiusura al traffico, divieti di sosta e aree riservate ai pullman, mentre Trenitalia ha previsto 7 treni notturni aggiuntivi in entrambe le giornate per facilitare il rientro del pubblico. Un evento, quello di Palermo, che porta la firma di Giuseppe Rapisarda Management. L'inizio è previsto per le 16:30, ma i cancelli dell'ippodromo apriranno diverse ore prima. Adesso una breve pausa e poi il calcio con il Catania. Eccoci al calcio. Il Catania nel pomeriggio partirà per la Puglia per la sfida di sabato contro il Monopoli, mentre il mercato vive gli ultimi giorni decisivi. Sentiamo Marco Carli. Catania in partenza per la Puglia, in vista della sfida di sabato contro il Monopoli. Trasferta che arriva con il mercato ancora protagonista tra entrate e uscite. L'ultimo volto nuovo è quello di Emanuele Torrasi, che ha firmato fino al 2028, ma il centrocampo avrà un altro tassello. Restano da definire alcuni passaggi con gli intermediari per Caligara, mentre sul fronte delle uscite Rolfini ormai saluti, Di Tacchio lo sarà a breve, mentre resta più complicata la situazione di Dini. Per Di Gennaro invece si lavora al prolungamento fino al 2028. Con queste operazioni la lista dei 23 sarebbe sostanzialmente completa, rispettando i paletti imposti dalla proprietà e dai regolamenti. Ma attenzione alle ultime ore, offerte last minute ed eventuali occasioni potrebbero ancora cambiare le strategie. Intanto Longo pensa al campo. Contro il Monopoli potrebbe confermare la squadra vista contro l'Inter Under 23 con alcune possibili novità. Ballottaggio Donnarumma-Masciangelo per la corsia sinistra e il russo in vantaggio su Leonardi in attacco. Coda invece probabilmente non prenderà parte alla partita. Il Catania è dunque pronto per la trasferta pugliese, con un occhio al campo e uno inevitabilmente alle ultime mosse di mercato. È tutto, ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.